Ciao a tutti, io sono a casa da martedì scorso per questo virus qui che ha ucciso fino ad ora moltissime persone ed altrettante purtroppo ne moriranno, ma non mi sono mai mosso, non ho mai messo il piede al di fuori della mia cameretta. E cosa si può dire in questi casi? Nulla, perché diciamo quante teste di cazzo ci sono che si muovono. Ad esempio io qui dietro, come potete vedere, una pista ciclabile adesso stranamente è deserta, ma anche ieri, con la scusa che c'era il sole, passavano le persone come fosse un normale giorno, come si dice, un sabato o una domenica di quelle normali, senza il coronavirus. È un gravissimo errore, perché come avete capito il coronavirus si sta diffondendo sempre di più. Oggi siamo arrivati a 24.000, quando 4 giorni fa eravamo a poco più di 15.000, 14.000, mi sembra poco più. Cosa vi costa restare a casa? Guardate, ho sistemato per bene tutti i miei mobili, anche il gatto sistemato per bene, che non si sveglia, non è morto, state tranquilli, è ancora sveglio. Ho appeso qualche quadro qua e là. Ho sistemato un po' di cose, anche i vestiti negli armadi, anche tutte le varie cassette degli attrezzi. Anche adesso non alzo il letto perché c'è il gatto sopra, altrimenti mi uccide. Però anche sotto il letto ho sistemato tutto, anche le cassettiere ho sistemato tutto, i comodini ho sistemati, ho messo a posto tutto, anche sopra la scrivania ho sistemato, ho messo a posto un po' tutto. Adesso oggi cosa dovevo fare? Oggi ho voluto usare un po' il computer, in quanto dovevo fare delle cose a livello mio, cose mie, come ad esempio vendere qualcosa su subito.it, e l'ho fatto tranquillamente, oppure messaggiare con qualcuno, e l'ho fatto tranquillamente come fosse una cosa normale. Sono a casa, sono in ferie, perché andare al lavoro con questo virus è una cosa improponibile, diciamo. Ho sempre aperto nel computer la diffusione che si aggiorna di ora in ora riguardo la diffusione di tutto ciò. Ho per cui voluto anche fare un rapido grafico in cui dice come sta andando la situazione, cioè mi ricorda che sta andando sempre più di merda, perché guardate qui, avanza sempre di più, si alza sempre di più, si alza sempre di più, si alza sempre di più, fino tra un po' dovevamo farlo ancora come avevano proposto i presidenti dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, ancora a inizio febbraio, metà febbraio, non mi ricordo più quando è stato, e chiudere tutto per almeno 2 settimane, che così almeno ci salvavamo e non c'erano tutti questi morti. Guardate la piramide dei confermati come sale. Tutto parte dal 24 febbraio, queste mappette qua, sale a dismisura. Questa è anche il grafico dei morti.
da nessuno. Siamo arrivati a raggiungere delle cifre altissime. Tutte persone morte per colpa nostra. Più che per colpa nostra, per colpa delle persone che vanno a camminare come se oggi fosse una normale giornata, come se ieri fosse una normale giornata, e non si rendono conto della gravità estrema di questa situazione. Speriamo che prima o poi se ne rendano conto anche loro, speriamo che non sia troppo tardi. E ora io non voglio vederla male, la vedo bene infatti, perché io credo che quando finirà finalmente questo virus, quando finalmente il governo, non ce l'ho adesso con il governo, non ce l'ho con nessuno perché nessuno ha la colpa, sono tutti in estremo panico. Comunque, quando il governo deciderà finalmente di chiudere tutto e quindi che tutti sono costretti a stare a casa per 2 settimane perché non c'è più nessuno che va in giro al lavoro, nessuno che va di qua, nessuno che va a camminare come se non ci fosse un domani, ed è un miracolo che quella persona lì è da sola. Di solito ci sono coppie da 8-9 persone, nonni coi bambini, tutti insieme appassionatamente, come se fosse una giornata così. Quando finalmente terminerà tutto questo, credo che ci saranno intorno ai minimo, spero di no, però un minimo di 15-20.000 morti. E una volta che ci saranno tutti questi morti, la gente capirà cosa vuol dire rispettare la propria salute, rispettare le proprie regole. Se dicono di stare a casa, stiamo a casa, ci godiamo la nostra famiglia, ci godiamo la nostra vita, ci godiamo i nostri animali. Se ce li abbiamo, sistemiamo le cose, ci godiamo anche 2 settimane a casa, per il bene di tutti, soprattutto per il bene anche tuo.